Oggi riprese nell'Alta Marca trevigiana. Come mai avete scelto questo territorio per questo itinerario? Perché sono innamorato di questo territorio. Ogni volta che vengo qui, Treviso, Conegliano, non posso che fermarmi e questa volta a raccontare una bella storia dei castelli e delle nobili casate che li hanno edificati e che li hanno poi abitati e quindi hanno reso questi luoghi nel tempo particolarmente attraenti e attrattivi. Storia, cultura e anche turismo, un trinomio che bisogna valorizzarlo in questo periodo. Che cosa ne pensa a questo proposito? Ma va da sé, sai, l'Italia comunque è tutto quello che hai detto, è storia, arte, letteratura, non per niente circa il 60% delle opere nel mondo sono situate in Italia. L'UNESCO, credo che abbiamo più siti dell'UNESCO che qualsiasi altro paese al mondo, quindi va da sé che un programma come Paesi che vai non poteva che girarsi in Italia, in qualsiasi altro posto al mondo non avrebbe avuto la stessa efficacia e la quantità di puntate da poter girare. Poi, che vuoi, il turismo è come dire il sale che mantiene vivi i territori, no? Non si fa tutto per il turismo, si fa perché questi territori debbono vivere e facendo rivivere le opere, i castelli, qualsiasi cosa che abbia un retaggio culturale del passato o anche diciamo di un presente prossimo. Bisogna valorizzarlo, bisogna far sì che il territorio che contiene questi scrigni d'arte sia anche, come dire, protetto da qualsiasi forma anche di aggressione anche degli agenti atmosferici, quindi la cura del territorio, il ripascimento dei fiumi, delle coste, è tutto insieme, noi cerchiamo di raccontare per quello che ci compete delle belle favole, delle belle storie con un linguaggio semplice che va dai bambini delle elementari agli anziani che sono in casa, che poi si raccontano, perché andando poi nei territori si raccontano, hai visto lì ci andavo da ragazzo, di là aveva fatto la gita scolastica. Ci sono delle scuole in tante città italiane che mandano una volta a settimana la puntata di paesi come lezione di storia e di geografia e poi fanno fare agli studenti un piccolo riassuntino di quello che hanno visto. Questo per imprimere nella loro memoria quei luoghi che sono, come dire, di nascita, ma non solo, ma così loro crescendo continuano ad amare il luogo dove sono nati e a valorizzarlo perché hanno ricevuto questa educazione, insomma, semplice, pedagogica, diciamo, va, se mi passi questo termine. E ha un augurio da fare al territorio che sta esplorando in questi giorni? Sì, di mantenersi così per sempre. Viva le colline del Prosecco, viva la Marca trevigiana.